Si è da poco conclusa la partita di Coppa Italia fra l'Hockey Club Castiglione e il Prato, partita che è finita con la sconfitta della squadra di casa per 4-3. Siamo in compagnia di mister Alessandro Brizzi, al quale chiediamo subito il perché di questa sconfitta. È molto semplice, loro ci hanno creduto di più e hanno lottato su tutte le palle, noi invece eravamo impauriti, spaesati, vabbè. Diciamo che ci frega la gioventù. Piano piano lavoreremo e cercheremo di maturare sotto il punto di vista del gioco e più che altro della mentalità, perché non puoi vincere la partita con il Matera che è la prima in classifica e non giocare con il Prato, senza togliere niente al Prato, e stasera ha dimostrato di essere una buonissima squadra, ecco. Anche perché la partita è iniziata nel migliore dei modi, poi subito il Prato ha pareggiato, si è riportato in vantaggio il Castiglione 2-2, poi c'è stato un po' un blackout nella ripresa, dovuto forse anche alla forza della squadra avversaria, ma anche forse nei giocatori del Castiglione che non hanno saputo mantenere la calma necessaria per poter ribaltare la situazione. Sì, c'è anche quello, sì, ha influito parecchio, poi noi siamo senza un giocatore abbastanza importante, anche quello ha le sue motivazioni, però niente, non c'era proprio l'occhi cattivi, mancava proprio la grinta, e questo mi è dispiaciuto parecchio, perché so che sono dei ragazzi bravi, forti, intelligenti, ma stasera peccano di lucidità, e magari anche colpa mia, anzi forse proprio io sono il primo che si mette in gioco, insomma, e mi prendo le mie responsabilità, insomma. Anche perché dopo la bella vittoria di Matera dello scorso fine settimana sembrava che la squadra, ecco, vincendo a Matera abbastanza agevolmente, si pensava che oggi in partita fosse una cosa completamente diversa. Sì, forse è proprio quello che ci ha fregato, proprio quello, sì, siamo entrati un po' così. Va bene, ringraziamo il mister Alessandro Brizzi del Castiglione, con questo è tutto, grazie a tutti dell'ascolto.